presidente Giacomo Salvador siamo riusciti a fare in modo che fosse accessibile, perché non è ancora del tutto accessibile. Abbiamo fatto dei lavori, quando sono venuto al campo il presidente mi ha detto che il terreno era ideale, nel senso che la parte bassa era molto buona, l'altra era davvero ciclotonica. Oggi noi abbiamo assistito a una bella giornata di sport, ancora più di aver passato. Io ovviamente sono rispondere al telefono, qualsiasi a me ha risposto un uomo che non ha bisogno di presentazioni nel ciclocross, grandissimo. Spero ci sia, non è ancora arrivato. Cristian lo ringraziamo tra pochissimo. Ci sarebbero altre persone da ringraziare, tutta la troupe di Scratch che ci ha accompagnato. Voglio fare poche parole. Devo ringraziare tutte le società, tutti gli atleti. È arrivato Giuseppe Fiorito, ok, allora Giuseppe ti ringraziamo a Tonetto, grazie Cristian per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, i selfie in diretta del podium, pure questo oggi abbiamo provato. Il prossimo anno per questa nuova challenge, questo fa bene al ciclocross, prego. La carne al fuoco c'è, io già lo confermo, desidero anch'io ringraziare Giacomo e tutti quanti ci danno una fare. Il ragazzo professore Pirri del Lamunino. Una grande, straordinaria prestazione sabato scorso, anzi una foto di gruppo. Eccoli qui, questi sono i primi 10 classificati della gara odierna della categoria esordienti maschili. In un certo senso oggi abbiamo due rivincite, quella di Filippo Zana dei campionati italiani e quella di Lorenzo Direttori contro la donne open, applausi per loro. Eccoli i primi 15 splendidi classificati open. Grazie davvero alla SMT, grazie. E qui stanno sviluppo che si farà ancora di più. Grazie. Bravi ragazzi. Contro 154 punti. Categoria donne allieve.
Campionato Triveneto per la categoria Junior, Michele Bassani. Passiamo alla categoria Tommaso Caneva, vince il trofeo Triveneto Under 23. Trionfa tra gli elite Mirko Tabacchi. E campionessa italiana, i fotografi sono di qua. Complimenti alle donne junior. Sportivi del Ponte! Allora il Gino, ai ragazzi di Barras Scorpè, tutti a casa amici stasera. Categoria donne esordienti. Vieni primo anno. 10° Giovanni Sergiano, Ventura. Leonardo Gomer. Allievi secondo anno. Si è abituato a vestire maglie di tanti generi. Ragazzi, almeno la porta, ragazzi. Open femminile. Brava ragazzi e brava Alessia Pelleri. Categoria Open maschile e poi